pravi, pogooglate, najdete Irigavita aquavitis in izberete jezik. Sedaj v tem projektu smo dodali še nekaj meteoroloških postaj, se pravi, cilj je najprej pregledati, kakšno, se pravi, je meteorološko stanje v regiji, tej čezmejnem prostoru. In v okviru tega zdaj Irigavita kapitalizacijskega smo dodali še 3 postaje, se pravi, pogledamo lahko Šmarje, pogledamo Planino in Goriška brda. Se pravi, kliknemo na postajo, še enkrat kliknemo na ime in potem vidimo okno, kjer lahko pogledamo različne zadeve. Se pravi, nas zanima recimo, kaj se je dogajalo v zadnjem mesecu, v maju. Kliknemo obdobje in vidimo padavin, se pravi, za Brda Koljo. Padavin je bilo letos v maju, od 1. do 22. maja, 116 milimetrov obsevanja, povprečna temperatura, pač vsi ti podatki so vidni, lahko zbiramo pač po želji obdobje zadnjih 30 dni in riše se nam tudi graf, se pravi, za vse, ki jih zanima detaljno, lahko izberejo najbližjo postajo, lahko tudi kliknejo tukaj na ikonco in vidijo tabelični prikaz po dnevih, kakšne so bile te vrednosti, in tudi tukaj se sešteva Winkler in Hagelin indeks. Mogoče za tiste, ki zanimajo celoletno obdobje, tukaj je klik na letna poročila. In tukaj je prikaz za zadnje leto, se pravi 2024 po mesecih, versus neko povprečje zadnjih let, ki pač naslednje leto bo še zadnje leto dodano. Se pravi, to ostaja, vedno pa primerjamo tekoč zadnji letnik za vse postaje, kjer spremljamo, se pravi, temperature, število vročih dni na 30 stopinj po letih, število zelo vročih dni. Potem prikazujemo padavine, evapotranspiracija po mesecih grafično, ter ena skupna tabela, kjer imamo tudi druge agrometeorološke indekse, Hagel in Winkler, aktivne ure, se pravi, kakšen je bil trend versus prejšnje leto, se pravi, Puščica gor je bil leto 2024 bolj toplo za 0,7,6 stopinje versus 2023. Toliko za informacijo. Dodali smo meritve, zadnje meritve vodnega potenciala. Tukaj, če kliknete na vinograde in vodni stres, recimo kliknemo na Šmarje, kjer poteka poskus na Pineli z različnimi namakanji, prikazujemo samo tisto, kjer je v bistvu nenamakano. Naš pre-down, se pravi, vodni potencial pred zoro, po dnevih, šli smo 6-krat meriti, medtem ko so naši partnerji KGZ Nova Gorica spremljali vodni potencial Debla, se pravi, s tem vodni potencial, ki je tudi tukaj prikazan, tako da lahko tudi primerjamo razlike med vodnim potencialom pred zoro in razlike vodnim potencialom stebla. Pravi, to je novost, tisti vinogradi, ki smo jih lani spremljali, jih imamo tukaj. Na hitro bi samo še pokazal, kar je zanimivo za vinogradnike, se pravi, ko kliknemo na satelitski, okoljski in prostorski podatki, kliknemo na GIS, se nam tukaj odpre eno okence različnih parametrov, ki jih lahko spremljamo. Recimo, izberemo ravno tako obdobje, če pogledamo recimo lanski avgust, 1. avgust do 30. avgust. Zakaj kažem? Ker me zanima recimo NDVI za nek vinograd, kjer poteka naš poskus. Se pravi, zoomiram do vinograda, malo je počasno, ampak so tukaj različni satelitski posnetki in tudi drugi posnetki. Recimo satelit bom zdaj izključil, pa bom recimo pokazal masko vinogradov. Se pravi, s klikom Vineyard Mask
dobimo vse vinograde, ki pač jih imamo tukaj v regiji. Malo je počasneje gre. In tukaj je ta naš vinograd. Kliknemo recimo satelitski posnetki NDVI in vidimo indeks NDVI, se pravi indeks rasti. Tukaj, če kliknete na informacijo, se tudi opiše posod, kjer je klik information, vidite malo opis tega indeksa, ki nas zanima. Zakaj je ta NDVI zanimiv? Ker takoj vidimo, ko pogledamo svoj vinograd parcelo, kje je bila rast večja, kje je manjša. Lahko tudi primerjamo dve točki, se pravi prvi klik na eni strani vinograda, drugi na drugem vinogradu ali v bližini. In tukaj na levo nam graf prikazuje različne satelitske indekse, se pravi imamo Drought Moisture Index, NDVI, ampak mogoče NDVI najbolj tak uporaben in hiter, ker pove bujnost rasti in tam, kjer imamo višjo vrednost, je tudi zelena barva, je večja bujnost, je tam dostopnost vode večja. In to pomeni, da bo mogoče, znano je, da bo grozdje počasneje dozorevalo in kot recimo tisti del vinograda, kjer imamo manjšo rast, nižji NDVI, pravi tukaj okrog 0,4, tukaj okrog 0,5 in že v samem vinogradu vidimo razlike odziv rastline glede na tla. Kvadratki so, mislim, da so 10x10 metrov, tako da lahko si pač vsak posameznik še tukaj pogleda druge indekse, moisture index, in tukaj je potem ta summary po datumih, se pravi takrat, ko satelit gre čez, je tudi potem tudi na grafu vidno datum. Ampak datum lahko spreminjamo od do, kako pač želimo. Mislim, da je to zelo uporabna zadeva, tudi Drought Index. In poleg tega, če izklopimo satelitske indekse, vključimo okoljske indekse, tukaj moramo dati plusek, imamo vse različne parametre, ki jih dobivamo iz različnih virov. Ali je to Ministrstva za okolje, agencije, se pravi underground bodies, ecology, important area, slopes, tako da v bistvu dobimo s kliki, zelo dobro ocenimo naš vinograd. Ampak kar je pa nadgradnja in zelo dobra uporabnost, je pa, da bo uporabnik kliknil na parcelo in dobil PDF poročilo. In tukaj bi tudi predal potem besedo Markotu, ker je to nekako Geodetski inštitut sprogramiral, da s klikom na parcelo in z nekim obdobjem lahko uporabnik, vinogradnik dobi PDF report o satelitskih indeksih za določeno parcelo. Hvala, Klemen. Jaz sem se ustavil. Hvala, super. Marko, prosim. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Bom delil svoj zaslon. Takole, jaz bom predstavil neko novost v tem modulu, v tem portalu, ki ga upam, da bo na voljo tekom tega poletja, čim prej. In je povezan s tem portalom. Torej, Klemen vam je že zelo dobro predstavil delovanje in orodja tega portala. Poročilo pa je vezano na ta modul, na orodja tega modula, kajti v tej funkciji izbora lokacij recimo izberemo dve lokaciji, ki jo primerjamo, ki jo želimo primerjati, izrišemo grafe z vrednostmi, no in v prihodnosti pripravljamo
funkcijo, kjer bodo na voljo gumbi za prenos PDF poročila, ki se generira na podlagi izbrane ene ali dveh lokacij v izbranem časovnem okviru. Poročilo bo na voljo v 3 jezikih, v slovenščini, italijanščini ali angleščini. Zdaj nekoliko dlje traja ta priprava, mogoče kar kakšen prejšnji. Pokažem prejšnji primer. Izdelalo se bo poročilo v taki obliki. Zdaj tukaj je še osnutek, verjetno bo še dopolnjen in spremenjen, ampak za prvi občutek ga lahko pogledamo. PDF poročilo bo predstavilo položaj izbrane točke, prve in druge, tako da imamo shranjeno lokacijo, ki nas je zanimala. In potem že vidimo podatke o vseh 4 indeksih, satelitskih indeksih, ki so predstavljeni, bom rekel, v 4 sklopih, in sicer v obliki grafikona, kjer lahko razberemo časovni potek vrednosti in izvajamo primerjavo med 2 lokacijama. V pomoč nam je barvna skala. Potem imamo na voljo interpretacijo vrednosti, s katero določamo neko pričakovano stanje v naravi pri določeni vrednosti indeksa, in pa na voljo je tudi nek krajši opis tega indeksa, da uporabnik ve, približno zna razbrati, kaj se v tem konkretnem primeru dogaja na teh 2 lokacijah. Se pravi, ta prikaz je na voljo za vse 4 indekse, se pravi, to so sušni indeks, indeks vegetacije, indeks vlažnosti in temperature tal. Zdaj, poročilo je možno izvesti za poljubno časovno obdobje, lahko ga je možno izvesti za celo sezono. Recimo uporabno je v primerih, ko uporabnik ali kmet ali nek vinogradnik konec leta ugotavlja kakovost svojega vina, in če ima 2 lokaciji, kjer je prepoznal različno rast, različno kakovost, različno letino, lahko za nazaj preveri te parametre in morda prepozna kakšne, torej vpliv teh prikazanih vrednosti na svoj pridelek in lahko sklepa tudi vnaprej. Zdaj, podatki so na voljo tudi za več let nazaj, možno je izpisovanje poročil za več let nazaj. Tako, to je bilo z moje strani vse. Dobro. Lepa. Hvala, Marko. Dobro, bi pa zdaj predal kar besedo naslednji predstavitvi, in sicer gre za predstavitev Univerze Sir Foscari iz Benetk, in sicer rezultati izotopskih analiz vode v čezmejnih vinogradih. Barbara, boste vi predstavljali? Buongiorno a tutti, parlo io, Vittoria Vittoria. Cosocco, sono la borsista. Buongiorno. Buongiorno, hvala. Posso usare la mia presentazione o quella che ho inviato a Braz per la traduzione? Lahko jaz delim, ja. Ok. Niente. Ok, buongiorno a tutti. Con il progetto Irrigabit si propone di iniziare una gestione sostenibile ed efficiente della risorsa idrica nei vigneti in risposta al cambiamento climatico e alla crescente scarsità d'acqua.
Il team di ricerca dell'Università Ca' Foscari Venezia vuole studiare i processi di ricarica e di esaurimento dell'acqua all'interno del suolo e andare a identificare a quale profondità le viti vanno ad antigere quest'acqua. L'obiettivo è quello di pianificare l'irrigazione in modo razionale e mirato, riducendo gli sprechi e andando a prevenire le situazioni di stress idrico. Per ricostruire il percorso dell'acqua all'interno del suolo, nelle piante e nell'atmosfera, si vanno a utilizzare gli isotopi stabili dell'acqua, che sono dei traccianti naturali non invasivi ed estremamente efficaci. Attraverso l'analisi della composizione isotopica dell'acqua assorbita dalla vite, è possibile capire se la pianta sta utilizzando l'acqua di recente precipitazione oppure l'acqua di riserva che si è andata a accumulare nel sottosuolo durante le grandi precipitazioni. Queste informazioni sono di vitale importanza e sono molto importanti per calibrare l'irrigazione, andando a evitare gli sprechi e garantendo un approvvigionamento idrico ottimale per le viti, soprattutto nei periodi di grande scarsità. Può andare Sì. avanti. Può andare avanti con la slide? Ok, perfetto. Quindi andiamo a capire che cosa sono gli isotopi stabili. L'acqua è costituita da una miscela di molecole che contengono diversi isotopi stabili dell'ossigeno e dell'idrogeno. Cosa sono gli isotopi? Isotopos, stesso opposto, quindi sono degli atomi che hanno lo stesso numero atomico ma diverso numero di massa, ovvero hanno un differente numero di neutroni all'interno dell'atomo. Cosa comporta questo? Comporta ad avere una differenza di massa e quindi le molecole avranno un comportamento chimico-fisico differente, soprattutto nei passaggi di fase, quali evaporazione e condensazione, e quindi si avrà cosa? Che le molecole più leggere andranno a evaporare più facilmente, mentre quelle più pesanti condenseranno per prime. Questo porta a una variazione spaziale e stagionale nei valori isotopici delle precipitazioni e quindi avremo dei valori più negativi in inverno e con l'aumentare della quota e della distanza dal mare e meno negativi in estate e in prossimità della costa. Può andare avanti. Oh, ok, perfetto. Quindi utilizziamo questi isotopi stabili per tracciare i flussi idrici nel continuum suolo, pianta, atmosfera. E attraverso cosa? Attraverso questa nuova disciplina che si chiama ecoidrologia, che è una scienza multidisciplinare che va a unire differenti discipline, quali la pedologia, l'idrologia e l'ecofisiologia vegetale. Dovete sapere che l'acqua di ogni precipitazione ha una sua firma isotopica o composizione isotopica che alle nostre latitudini è caratterizzata da una marcata stagionalità che ha dei massimi in estate e dei minimi in inverno. Nel percorso quindi che l'acqua compie infiltrandosi all'interno del sottosuolo, mantiene questa firma isotopica. Pertanto, andando a monitorare la composizione isotopica delle precipitazioni contestualmente all'acqua presente nei terreni e a quella assorbita nelle piante, è possibile andare a stabilire a quale profondità le piante stiano prelevando l'acqua. Quindi dobbiamo concentrarci sui valori della linfa xilematica, ovvero quella linfa che conserva i valori isotopici dell'acqua assorbita nel suolo, a differenza di altri comparti della pianta, quali il fluema o l'acqua intra ed extracellulare. Dobbiamo immaginarci quindi il suolo che è come una spugna, che negli strati superficiali avrà l'acqua delle precipitazioni recenti, dove quest'acqua andrà a evaporare rapidamente, mentre a maggiore profondità andrà ad assorbirsi, ad accumularsi l'acqua delle precipitazioni abbondanti e quindi ritroveremo un mix di precipitazioni, soprattutto quelle dei periodi tardo invernali e primaverili. Alle nostre latitudini le precipitazioni più abbondanti appunto si verificano in primavera e in autunno, sebbene vi sia comunque una variabilità interannuale e tendono ad andare a ricaricare il profilo di suolo. L'acqua presente quindi in profondità andrà a mostrare dei valori isotopici che sono molto più negativi e si riscontreranno questi valori isotopici nelle viti che avranno un apparato radicale molto profondo, mentre per quelle viti che avranno un apparato radicale meno profondo e quindi più superficiale, troveremo le precipitazioni meno abbondanti e quindi con valori isotopici che sono meno negativi rispetto a quelli invernali. Può andare avanti.
Ok, perfetto. Quindi come campioniamo le precipitazioni? Allora, noi utilizziamo dei pluviometri che sono praticamente degli imbuti che vanno a raccogliere e a mantenere la composizione isotopica delle precipitazioni all'interno di questo contenitore. Sono dotati di un sistema anti-evaporazione, quindi la composizione isotopica rimane invariata nel tempo. Il campionamento prevede un campionamento che sia almeno annuale, quindi si vanno a campionare le precipitazioni mensili di almeno un anno e se si vuole un dato ancora più accurato si possono andare anche a campionare i singoli eventi di precipitazione. Per questo workshop noi ci concentreremo a portare i dati delle precipitazioni e non della composizione isotopica dell'acqua contenuta nei suoli e nelle linfe xilematiche. Puoi andare avanti. Ok, quindi abbiamo visto come abbiamo raccolto le precipitazioni e adesso andiamo a vedere ovviamente dove le abbiamo raccolte. Nel precedente progetto Aquavitis, che si è svolto nel 2020-2021, sono state studiate le modalità di ricarica e utilizzo delle acque contenute nel suolo in 3 contesti con caratteristiche geologiche, idrogeologiche e climatiche differenti. 2 siti sono stati scelti in ambiente carsico, Ceroglie e Komen, 2 in un contesto caratterizzato da substrato in flysch, budini e potostronch, e 2 in un contesto subpianeggiante intervallivo, Capriva, e uno di bassa pianura di Precenico. Puoi andare avanti. Ok. Nell'ambito del progetto di Rigaviti invece ci siamo soffermati solamente su un singolo sito pilota situato a Corno di Rosazzo, in località Rocca Bernarda, che è un'area facente parte del comprensorio del Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramantolo. Le caratteristiche di questo sito sono un suolo su flysch e altamente drenante, un clima submediterraneo con piogge distribuite ma irregolari, e abbiamo una piovosità di circa 1400 mm annui e una forte escursione tra le stagioni secche e le stagioni piovose. Puoi andare avanti. Ok, io volevo farvi vedere un attimo i dati che si possono trovare all'interno della piattaforma che avete mostrato precedentemente, quindi adesso condivido io lo schermo oppure va lei all'interno? Come facciamo? Non sento? Posso condividere io? Il- Neanche io. Io non capisco. Blaz, cosa facciamo? Se no vado avanti, non mostro la Boste piattaforma. videli svoje, Ah, quindi, ja, boste videli, lahko vi delite svoje podatke. ok, Okay. ok. Sì, certo, certo. Ok, perfetto. Vedete? Ja, Ok, sì. perfetto. Se entriamo all'interno della piattaforma,
possiamo andare a vedere i singoli vigneti per i quali sono state raccolte le precipitazioni. In questo contesto abbiamo portato le precipitazioni mensili, quindi andando in analisi e ricerca e cliccando su isotopi, escono tutti i vigneti per i quali abbiamo abbiamo campionato le precipitazioni. Se si clicca nella bandierina e si clicca il sito, si apre la pagina nel quale vengono riportate le composizioni isotopiche dell'ossigeno e dell'idrogeno per il sito di riferimento. Viene riportata sia la composizione isotopica sia la temperatura media mensile. Cosa importante da ricordarsi è che bisogna sempre selezionare l'anno in corso, quindi in questo caso stiamo parlando di Corno di Rosazzo, quindi del progetto di Irrigabit, quindi si seleziona il 2024 e verrà fuori il grafico in cui viene riportato temperatura media mensile e delta O18, delta H e anche l'eccesso di deuterio. Mentre se vogliamo andare a vedere gli altri siti, quelli del progetto di Aquavitis, è un po' lento adesso, vi mostro. Prendiamo per esempio Precenico. Vediamo. In questo caso non mi vengono fuori i valori della composizione isotopica perché l'anno non è stato selezionato. Se vado a ritroso nel tempo e quindi metto 2020, mi verranno fuori i grafici di riferimento. È una cosa molto semplice, noi abbiamo riportato soltanto le precipitazioni mensili, quindi andando a selezionare i vari punti possiamo ritrovarci i vari dati. Li abbiamo riportati sia come grafico sia come tabella, che può risultare utile se c'è bisogno. Ne guardiamo un altro, Capriva, in questo caso selezionando tabella e ricordandoci sempre di mettere l'anno di riferimento, possiamo vedere le precipitazioni mensili per ogni mese e il valore corrispondente. Quindi possiamo tornare anche alla presentazione. Io interrompo la condivisione. Allora, ok, perfetto. Oliver, sempre. Possiamo tornare. Ok, perfetto. Ok. Bene, quindi come abbiamo già menzionato, nel progetto di Aquavitis sono stati presi in considerazione 6 siti di accampionamento per i quali è stata analizzata la composizione isotopica dell'ossigeno e dell'idrogeno. Riportiamo su un grafico qualche esempio. In questo caso abbiamo preso in considerazione 3 siti, Ceroglie, Potok Stronch e Precenico. Per ricordarvi, Ceroglie si trova in un ambiente carsico, con una piovosità annua di circa 1000-1100 mm anno. Potostronci invece si trova in un ambiente di flysch con una piovosità di circa 1400-1500 mm annui, mentre Perecenico è in ambiente di site argille con piovosità fra i 900 e i 1000 mm annui. Nei grafici che rivedete nelle slide viene riportata la composizione isotopica in funzione delle precipitazioni. Le precipitazioni vengono visualizzate con queste barre azzurre, sono in millimetri, mentre la composizione isotopica è riportata con un grafico a scalini in arancione. Possiamo vedere come la composizione isotopica mostri una chiara stagionalità che è più evidente per il sito di Precenico, quindi quello in basso a sinistra, con massimi nel periodo tardo primaverile ed estivo e minimi in pieno inverno. Tuttavia si può vedere effettivamente per tutti e 3 i siti. Possiamo andare avanti. Prossima slide. Ok. A Corno di Rosazzo invece le precipitazioni medie annue sono di circa 1400 mm e anche in questo caso la distribuzione delle precipitazioni è bimodale.
possiamo vedere come le precipitazioni massime le possiamo riscontrare a maggio e anche verso settembre-ottobre, quindi tarda primavera e autunno. Il grafico sottostante invece riporta le variazioni della composizione isotopica delle precipitazioni in funzione della temperatura e le medie pesate per la temperatura. Come nel caso dei siti del progetto di Aquavitis, si va a osservare un buon raccordo e anche una distribuzione bivonale sia delle precipitazioni sia delle temperature. Possiamo andare avanti. Ok, abbiamo riportato in grafico i valori di delta O18 e delta H di tutti i campioni che sono stati analizzati nell'ambito del progetto Irrigavit. Perché abbiamo fatto questo? Perché l'analisi e il confronto della composizione isotopica della linfa xilematica, che sono i quadratini che vedete in verde, delle precipitazioni, i triangoli blu e i rombi blu, e dell'acqua dei suoli, quindi pallini grigi e le X grigie, ci permette di determinare con precisione a quale profondità le viti vanno a prelevare l'acqua. A prima vista l'interpretazione del grafico risulta molto complicata, soprattutto se non si ha del mestiere, però l'informazione che vogliamo trasmettere, che è importante comprendere, è che la composizione isotopica della linfa delle viti, quindi i valori che vedete in verde, si vada a riflettere la composizione isotopica dell'acqua del suolo poco profondo e quindi le X che vedete grigie. Vedete che si sovrappongono proprio. Cos'è che ci indica questa cosa? Ci indica che l'assorbimento predominante avviene in questi stati superficiali anche nei periodi di maggiore siccità. L'acqua invece che è presente in profondità, quindi maggiore di 35 centimetri, ci mostra che i valori sono molto più simili alle precipitazioni medie mensili, suggerendo un accumulo di queste precipitazioni che sono più abbondanti. Ciò che ci preme sottolineare è che ognuno di questi puntini che vedete è un'analisi che noi abbiamo fatto. Stiamo guardando delle variazioni estremamente piccole e per avere una buona relazione del dato abbiamo bisogno di un numero veramente elevato di analisi e quindi un numero grande di campioni. Infatti nel corso del progetto di Irrigavit abbiamo fatto molteplici campionamenti, abbiamo ottenuto ben 250 frazioni di suolo, abbiamo estratto 55 linfe xilematiche e campionato 35 precipitazioni tra precipitazioni mensili e anche dei singoli eventi. È per questo motivo che con Irrigavit abbiamo deciso di concentrarci solamente su un singolo sito pilota, contrariamente ad Aquavitis. Grazie ad Aquavitis abbiamo potuto fare esperienza e provare metodi di estrazione, metodi di analisi differenti. Quindi siamo riusciti a individuare i limiti di queste analisi e capire anche come superarli, mentre con Irrigavit abbiamo avuto modo di mettere in pratica quanto abbiamo preso nel precedente progetto e quindi puntando non soltanto alla quantità del dato da raccogliere più dati possibili, ma anche alla qualità, ovvero come digerire questi dati per portare ovviamente a un improvement. Possiamo andare avanti. Quindi gli approcci ecoidrologici risultano di avere un estremo valore e sono degli strumenti potentissimi per andare a analizzare i flussi d'acqua nel sistema suolo-pianta-atmosfera. Comprendere questi processi è fondamentale per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico. Grazie ai progetti di Irrigavit e Aquavitis si aprono nuove prospettive per una viticoltura che vuole essere più sostenibile e resiliente, basata sui dati scientifici e su modelli che potranno guidare le scelte dei viticoltori nel futuro. Io vi ringrazio per l'attenzione, possiamo andare avanti con la slide, e vorremmo portare un particolare ringraziamento a Cristian Sfecogna, il proprietario dell'azienda, per la sua attiva partecipazione per la raccolta dei campionamenti, perché ci ha aiutato tantissimo a raccogliere le precipitazioni mensili e soprattutto è stato estremamente disponibile in ogni situazione, quindi portiamo un caloroso ringraziamento a Cristian. Grazie. Najlepša hvala za izčrpno in detaljno predstavitev. Zelo zanimivo.
Hvala lepa. No, zdaj bi pa povabil k besedi Stefana Velkova, ki je predstavnik iniciative Precizni vinogradi, je gost današnji delavnici, se ukvarja z zelo sorodno tematiko, kot jo obravnavamo tudi v projektu Irigavit. In sicer je naslov njegove predstavitve preučevanje vinogradov z letalniki in geografskimi informacijskimi sistemi. Stefan, prosim, če lahko deliš predstavitev. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Bom kar delil ekran. Prosim, ja. Mi povejte, če vidite predstavitev. Vidimo, ja. Tako, jaz vam bom kot rečeno predstavil preučevanje vinogradov z letalniki in GIS sistemi. Na hitro vam bom predstavil sklope problemov in rešitev, ki jih izvajamo, metodološke korake in pa samo implementacijo pridobljenih rezultatov. Torej, zakaj gre? Ukvarjamo se s pomanjkanjem informacij in izvajamo monitoring, ki pravzaprav v bistvu izhaja iz neenakomerne rasti in zdravja vinskih trt in rešujemo tudi težave z neučinkovitim gnojenjem, ki privede do tega. Rešitev je tako rečeno natančna identifikacija problemskih območij, vrednotimo spremembe med vegetacijskim ciklom in med sezonami in na koncu izdelamo tudi gnojilni načrt, še posebej po tehniki variabilnega gnojenja. Zdaj sami koraki, trenutek. Samo moment. Tako. Sami koraki pa sledijo takole. Najprej opravimo prelet vinogradov z letalnikom, ki ga vidite na levi sliki. To je znamke DJI Mavic 3 multispektralni, kot rečeno opremljen z multispektralnimi kamerami, ki zaznavajo odbojnost svetlobe v različnih svetlobnih spektrih, v tem primeru v bližnjem infrardečem delu, v robu rdečega dela svetlobnega spektra, v zelenem in rdečem delu. In na podlagi teh ločenih rasterskih slojev pravimo rekonstrukcijo zračnih fotografij, ki nam v nadaljevanju služijo za računalniške analize in vrednotenje vitalnosti vinskih trt. Ko enkrat opravimo to analitiko na računalniku, sledi posvetovanje s strankami. Tukaj je zelo pomembno poudariti njihove predhodne in dolgoletne izkušnje z vinogradi in povezovanje znanja. In nenazadnje tudi predlagamo specifične lokacije vzorčenja tav, ki so nekako najbolj reprezentativne glede na pridobljene rezultate. Zatem izvozimo karte in podatke za implementacijo gnojenja in ostalih zelenih del v primeru upravljanja z listno maso, recimo pri zimskem rezu. Tako, zdaj sama implementacija gnojenja se lahko izvede na dva načina. Na klasičnega, ko dobi vinogradnik karto v roke in se orientira na podlagi karte, ali pa vgradimo zunanji GNSS sprejemnik in tablični računalnik v traktor, brez potrebe, da bi imeli vinogradniki na voljo tudi variabilne trosilce. Se pravi, se lahko odmerek spreminja s spreminjanjem hitrosti vožnje traktorja. Tako, na tej sliki vidite avtomatsko detekcijo listov vinskih trt. Tukaj je metodološki postopek bistveno drugačen v primerjavi s prikazanimi predhodnimi na podlagi satelitskega zaznavanja. In sicer tukaj se fokusiramo izključno, oziroma vsaj v večini primerov, na vrednosti vegetacijskih indeksov, ki pokrivajo območja listne mase. Zasnoval sem algoritem, ki izloča liste vinskih trt od medvrstnega prostora, zato da bi se izognili šumu medvrstnega prostora ali pa brežin v primeru terasiranih vinogradov, ki lahko negativno vplivajo tudi na same pridobljene rezultate in kar je še najbolj pomembneje, ni nujno, da so te korelacije vedno prisotne med medvrstnim prostorom in splošnim stanjem vinograda, ki ga pridobimo na primer iz prosto dostopnih satelitskih posnetkov. Metoda izločanja listne mase od medvrstnega prostora in brežin temelji na metodi naklonov in samih višin, zato da lahko potem algoritmi zaznajo, kaj pokriva listno maso in kaj ne.
Potem sledi simbologija oziroma prikaz pridobljenih rezultatov. Kot vidite, tukaj so prisotne kockice velikosti 1x1 meter in so obarvane na podlagi rdečih vrednosti, ki prikazujejo slabšo vitalnost vinskih trt in se prelivajo proti oranžnim in zelenim, ki ponazarjajo vinske trte, ki dosegajo višje vrednosti vegetacijskih indeksov in nenazadnje tudi same vitalnosti. Tukaj vidite primer drugega vinograda, ki smo ga v lanskem letu 2024 spremljali v 3 kritičnih fenoloških fazah. Običajno to počnemo v 4, v tem primeru je prikazano v 3. In sicer te kritične fenološke faze so zdajšnje prihajajoče cvetenje vinskih trt, potem druga kritična faza je verizon ali barvanje grozdnih jagod, tretja je let pred trgatvijo in zadnja faza, ki jo tukaj žal ne vidite, je pa ob odpadanju listov vinskih trt. Zakaj to izvajamo ob kritičnih fazah? Zato, ker takrat se pojavlja najvišja stopnja stresa vinskih trt ob kombinaciji drugih dejavnikov, kot so sušni stres, pojav bolezni in tako dalje. Torej, cilj samega monitoringa je končna karta, ki jo vidite desno spodaj, vrednotenja vitalnosti vinskih trt in pa nadaljnje vzorčenje na najbolj reprezentativnih mestih. Po izdelanem gnojilnem načrtu sledi sama implementacija gnojenja in tukaj je res zelo veliko razlik med posameznimi vinogradniki, vinogradi, lokacijami in tako dalje. Tukaj vidite prikaz implementacije gnojenja z vgrajeno GNSS napravo v traktorju in tabličnim računalnikom v traktorju. Torej, princip je pa tak, da nas modul navigira po vrstah. Vse, kar vidite obarvano, je ustvarjeno na podlagi vrst. In ko računalnik pokaže, da smo na primer v tem primeru izven zelene cone gnojenja, je potrebno zmanjšati hitrost, da za seboj pustimo višjo količino samih gnojil. Tako izgleda implementacija samega gnojenja. Drugi sklop, ki ga pokrivamo, pa so hidrološke analize na podlagi 3D modeliranja površin. In sicer računalniški algoritmi ustvarijo 3D model, po katerem simulirajo smer in jakost vodnega toka, ki nam pomagajo identificirati problematična območja iz vidika hidrologije, ki pa so podlaga za nadaljnje postavitve drenaž in pomagajo zasnovati čim bolj optimalen drenažni sistem. Tukaj vidite različne prikaze, rastrske in vektorske, ki nam pomagajo razumeti, od kod površinska voda prihaja, kam se steka, kje se združuje in nenazadnje, kje svojo pot tudi zaključi. Tukaj je potrebno poudariti, da metodologija konkretno računa odtok površinskih voda, vendar se v praksi izkazalo, da obstaja zelo visoka korelacija med površinskim vodnim tokom in talnimi vodami. Torej, čisto fizično razloženo, tam, kjer se pojavljajo višje koncentracije podzemnih vodnih tokov, prihaja do uklona samega površja, po katerem se tudi površinska voda steka skozi najnižje dele. Še en prikaz razumevanja hidroloških značilnosti vinograda. Tukaj lahko vidite, kje so kritične točke preboja vodnih tokov preko teras v primeru terasiranih vinogradov. V tem primeru je to na vzhodnem delu vinograda in tukaj je bilo potrebno sanirati že obstoječ in urejen vinograd za preprečevanje nadaljnje erozije. Še 2,5D prikaz, se pravi najprej zamejimo problematične cone, na kar pa tudi nenazadnje predlagamo postavitev samih drenažnih cevi. Tukaj je potrebno poudariti, da sodelujemo tudi s strojnimi inženirji, ki ta agrotehnična dela v vinogradih tudi izvajajo in na podlagi teh načrtov se izvaja tudi sondiranje na terenu, da se doseže čim bolj optimalen končni rezultat v obliki postavitve drenaž. Tukaj se pravi ključnega pomena medsebojno sodelovanje vinogradnika, strojnika in pa nas kot ponudnika teh storitev.
Tako na kratko, tukaj je pa še nekaj strank, s katerimi že sodelujemo ali smo sodelovali. Če pa koga še kaj dodatno zanima, se pa lahko obrne name ali pa postavi vprašanje. Hvala. Hvala lepa, Stefan. Časovno smo v bistvu kar malo pred časom, tako da imamo še možnost za kakšno vprašanje. Imajo kakšno vprašanje glede samih naprednih metod v monitoringu vinogradov, mogoče iz udeležencev? Klemen, te javljaš? Mogoče eno vprašanje za Barbaro in Vittorijo. Tisti predzadnji slajd, kot sem razumel na hitro, je izotopska sestava v Ksilmu bila podobna samo površinskim vodam. A to drži? Esattamente, sì. Troviamo riscontro nei primi 15 centimetri. Anche nel periodo tardo agosto, con temperature veramente elevate, comunque la composizione isotopica della linfa xilematica è comparabile al valore medio tra i 5 e i 15 centimetri di profondità. Capito giusto? A ste mogoče gledali tudi globino korenin, ker večinoma velja, da so globine, ne vem, večina glavnina korenin med 40-60 centimetri, kako potem si razlagamo, potem so korenine precej više, ki zajemajo tudi vodo. Abbiamo parlato di questo con Christian, il proprietario dell'azienda, e quest'anno vogliamo fare una piccola trincea per andare a vedere effettivamente a che profondità le radici di queste vite in particolare arrivano. Comunque parlando anche con Christian, anche lui ovviamente vive di esperienza, quindi conosce il suo vitigno, anche lui quando ha visto i risultati è riuscito a confermare ciò che ipotizzava, ovvero che nonostante le radici vadano più in profondità, perché comunque più o meno arriveranno sui 40-50 centimetri, anche lui sosteneva che queste viti vivono negli strati superficiali. Quindi adesso quest'anno ci impegneremo ad andare a verificare la profondità e poi potremo portare le nostre assunzioni. Scusate, mi permetto, mi sentite? Mi sentite? Ja, Ok. hvala. Sì, no, mi permetto di intervenire un attimo aggiungendo alcune cose. Abbiamo trovato radici comunque anche in profondità quando abbiamo preparato i campioni per estrarre l'acqua del suolo. E tuttavia c'è da considerare che il rootstock che ho utilizzato nel vigneto, che è il Cover 5BB, sviluppa comunque radici abbastanza superficiali. E probabilmente queste radici più profonde vengono sviluppate durante periodi di siccità abbastanza forti, insomma, siccità importanti come probabilmente magari nel 2022, quando comunque il suolo è talmente secco in superficie che appunto non c'è acqua a sufficienza. Ma appunto, sebbene l'estate sia più secca, le precipitazioni comunque si sono comunque verificate precipitazioni durante l'estate e in primavera, che poi è il momento in cui la pianta si sviluppa di più, abbiamo avuto precipitazioni abbastanza abbondanti, per cui sì, non hanno avuto necessità, le piante non hanno avuto necessità di sviluppare radici profonde e andare a cercare acqua in profondità. Oltretutto, radici molto profonde, se restano nel suolo saturo troppo a lungo, può essere anche che alla lunga poi appunto che muoiano, insomma, perché il suolo risulta privo di ossigeno se rimane saturo a lungo, no? E quindi ci sono tutta una serie di considerazioni che possiamo fare e sicuramente appunto cercare di fare delle analisi, delle misurazioni
distribuzione delle radici, che è quello che abbiamo intenzione di fare e che appunto abbiamo proposto anche a Christian, sarà utile per avere un'interpretazione migliore dei dati. Hvala. Gospod Franc, Čuš se je prijavil k besedi. Prosim. Ja, hvala za besedo. Franc Čuš, Kmetijski inštitut. Za Štefana bi imel eno vprašanje. Me zanima, če s pomočjo hiperspektralnega slikanja lahko tudi razlikujemo recimo obolele trte, esko, rumenico ali pa začetek pojava bolezni, glavnih glivičnih, in potem tudi, če je kakšna korelacija, oziroma če se uporablja tudi za namene namakanja vinogradov, ne samo gnojenja. Hvala. Ja, zdaj hiperspektralna v osnovi deluje na enak način kot multispektralna, samo različne valovne dolžine so. Potrebno je strojno učenje pri temu, ampak v praksi se pojavi težava v tem, da praktično pride skupek nekih stresnih dejavnikov, ki se težko določi sam, ali je prisotna eska, ali so drugi škodljivci, ali gre za vodni stres, je treba potem iti po metodi izločanja, ne. Možno je, ampak potegne zelo veliko postopkov odzadaj. In masovno to delati je zelo časovno potratno. Hvala. In še drugo vprašanje glede vodnega stresa. Da, se pojavlja tudi povpraševanje po tem, ampak spet naletimo na težavo, in sicer to, da vsaj v naši Vipavski dolini je namakalni sistem v precej slabem stanju iz vidika dostopnosti. Tako da lahko naredimo dobro študijo, ne, v kakšnem vodnem stresu je s termalno kamero v tem primeru, ne, in na podlagi listne mase in na podlagi medvrstnega prostora, ampak sama implementacija potem je pa zelo, zelo otežena. Prvi pogoj je seveda, da je prisoten namakalni sistem, kar jih je pa res precej malo. A je kje v Sloveniji kak vinograd, kjer se to uporablja? Za namakanje, z namene namakanja? Za namakanje ne, da bi vedel. Ok, hvala. Ne. Ja, tukaj bi še jaz dodal v bistvu tudi en cilj v okviru Irigavita in Aquavitisa je bila iskanje korelacij med hiperspektralnimi, multispektralnimi kamerami naših kolegov, ker imamo na Kmetijskem inštitutu tudi dron z hiperspektralno. Tako da tukaj je verjetno najprej potrebno res to najti korelacije med vsemi temi spektri in potem uporabljati. Tako da mislim, da še nekaj let raziskav bo, preden bomo prišli do tega, da bi lahko z dronom na hitro napovedali, ne vem, z nami je Uroš, mogoče on kaj ve, kaj več, kako hitro se razvijajo te zadeve. Ja, mislim, da je Stefan že dobro povedal. Preden bo hiperspekter dejansko postal operativen za posameznega predelovalca, pa da bo možno zanesljivo ločevanje med škodljivci, pač med boleznimi in škodljivci, kar dejansko deluje. S hiperspektrom je možno, lahko ločimo, smo to že mi večkrat dokazali, tudi koreninske škodljivce med seboj in podobno, ker so pač rastline pač fiziološki, imunski odziv rastlin na različne škodljivce je pač različen in to lahko v hiperspektru dejansko ločimo. To deluje. Je en kup omejitev zraven. Glavna omejitev za neko operativno je pa definitivno čas. Ker tu še ni toliko daleč, da bi ta stvar delovala v enem dnevu. Podatke zajamemo v 15 minutah, to je malenkost. Potem pa rabimo 3 dni, da jih sploh spravimo v operativno obliko, s katerim lahko dejansko nekaj naredimo. Pa še tu je en kup modelov zadaj, kjer so recimo atmosferske korekcije, ki so za hiperspektre ključnega pomena, morajo biti pravilno narejene, so parametri noter, ki jih pač moraš oceniti, če narobe oceniš, imaš napačne rezultate, ne moreš primerjati z enim drugim potem, ki so mogoče bolj natančno tebe uspeli oceniti zadevo. Po mojem mnenju, preden bo to kjerkoli, ne samo z vinogradništvom, ampak kjerkoli kmetijstvo v bistvu postalo res zanesljivo in uporabno za ločevanje bolezni, na splošno kateregakoli stresa, jaz mislim, da bo to še ne 10 let trajalo, da pridemo tako daleč. Pomanjkajo podatki, to je ta glavna omejitev. Sistemov je veliko na voljo po svetu, tudi v Sloveniji je zdaj že več hiperspektralnih sistemov, sicer za
to vrstni, kot imamo mi pač na dronu, mislim, da dejansko samo en trenutno še. Ampak zbiranje podatkov pač traja. Žal, to ni hitre, enostavne rešitve, vsaj zaenkrat ne. Plus še to bi dodal, da je recimo na tem mestu ključnega pomena dosleden monitoring v primeru spremljanja škodljivcev, na primer, ne. Mi smo delali poizkusno za spremljanje pojavnosti peronospore. Dejansko zadeva deluje, če gledamo samo na pojav peronospore, ne, na 3 do 5 dni je bilo potrebno zajeti, da smo lahko zaznali, na primer, korelacijo v spremembi NDVI vrednosti, na primer. In to konstantno delati na 3 do 5 dni, kakor ste sami izpostavili, je potrebno tudi nekaj časa za izločiti te piksle listov vinskih trt, za dobiti ustrezne rezultate in v nekem masovnem okviru je to težko izvedljivo. Ja, načeloma na dolgoročno gledano bodo to pač namenske kamere mogli biti, oziroma namenski senzori. Te trenutno obstoječi multispektralni senzori pač imajo postavljene pasove, že tu je precejšen problem primerjava vrednosti recimo NDVI-ja med senzori, ker ni direktno primerljiva zadeva. Torej, če nekaj razvita metoda recimo na Mavicu 3M, ki ima pač samo 4-kanalni multispektralni senzor, pač kako so postavljeni, rezultati oziroma podatki iz tega senzora ne bodo enaki podatkom iz recimo MicaSense senzora, ki ga imamo mi. Direkt 1:1 tukaj ne deluje, ni direktne primerjave, ne. Tako da metoda iskanja sprememb z enim senzorjem znotraj neke površine, ja, absolutno deluje. Primerjati zdaj za klasifikacijske modele pa je problem. In tukaj pač, ja, ni enostavne rešitve, ne. Dolgoročno bomo iz hiperspektralnih senzorjev lahko razvili natančnejše namenske multispektralne. To ja, v tej smeri tudi dejansko gre razvoj. Sam nismo še tako daleč. To bo še trajalo en čas, preden bo to dejansko normalno delovalo. Je pa velika prednost hiperspektralnega slikanja, da lahko mi zaznamo predsimptomatske spremembe. Torej, ne samo zaznavanje simptomov kot takih, ker to dejansko deluje. Zato niti ne rabiš multispektralne kamere, lahko je navadna digitalna kamera, ki omogoča, ki danes so tudi na dronih že imajo dovolj dobro optiko, da dejansko lahko na posameznih listih vidiš recimo nekroze. Potem po obliki nekroz, ker imajo senzorji dovolj visoko resolucijo, se potem lahko pogleda tudi tekstura teh nekroz in se prepozna dejansko, kaj ta zadeva je. Dosti natančno. Če se gre za škodljivce, lahko prepoznamo žuželke s takimi senzorji. To sploh ni več problema, ne, to vse deluje. Ampak to je simptomatska detekcija. Nas pa v bistvu bolj zanima predsimptomatska. Torej, preden se te simptomi razvijajo in da lahko mi pravočasno ukrepamo. Tu pa je zaenkrat edini hiperspekter, ki to omogoča v tem trenutku. Kot rečeno, traja. Če se gre za kakšno škodljivca, za bolezen, kjer imaš okno nanašanja PFS-jev, 3 dni recimo, ti praviš 3 dni, da sploh obdelaš podatke, si pač zadeva zamudila, ne. V tem trenutku je to pač raziskovalno. Nismo še delali tega, to so TRL-ji do 6, 5 do 6 recimo. Hvala, ja, problem je s temi velikimi količinami podatkov in tukaj je čas glavni, ne. To, ko ste povedali, namenski senzori, to je smer, ki je recimo taka perspektivna. Pa še ena stvar, če se nisem še ena stvar. prosim. Zdaj v bistvu tu govorimo v glavnem o pač spektralnih podatkih, ne, ki absolutno so odlični vir informacij. Ampak vse te moderne digitalne kamere nam v bistvu omogočajo še biofizikalne podatke dobiti ven. Vi ste to že sami delali, konec koncev, recimo point cloude, dobimo 3D strukturo, določimo po višini, že to je en pomemben vir informacij, potem lahko iz tega potegnemo še ven tudi teksturo, ki nam pri rastlinah tudi precej pomaga. Ko združimo vse te različne podatke skupaj, tu bomo pač prišli potem do dejansko natančnih modelov, ampak spet vsak tak vir informacij ima svoj set metod za obdelavo, ki pa spet me lahko en dodaten dan, samo da potegnemo informacije ven. Na koncu smo že na enem tednu ali pa več lahko, samo da smo podatke zbrali skupaj, pa da lahko s tem delamo dalje, ne. Fino, hvala.
Časovno smo kar zelo v redu, tako rekoč po agendi. Tako da jaz bi se vam res zahvalil. Nas je bilo preko 30 na tej delavnici. Upam, da smo slišali veliko zanimivega. Upam, da se še vidimo v prihodnje. Projekt traja do konca leta. Spremljate naše objave na socialnih, družbenih omrežjih, tudi spletnih straneh. In želim vam še lep preostanek popoldneva in lep vikend. Nasvidenje. Hvala lepa, Blaž.